La Regione per fortuna da subito si impegna a procedere velocemente con i bandi che nell'immediato daranno risposte ai giovani, quindi è in prossimità di pubblicazione il bando sull'imprenditoria giovanile, atteso da diversi anni. Finalmente siamo praticamente addirittura d'arrivo e successivamente inizierà a guardare davvero con moltissima attenzione a questo comparto, pensando anche che nella prossima programmazione si dovranno adottare nuove misure per incentivare i giovani all'approccio con l'imprenditoria in agricoltura. Questo è un obiettivo fondamentale per noi, perché rappresenta non solo la sopravvivenza nelle campagne ma anche la tenuta dal punto di vista sociale dei nostri paesi, che come sappiamo in moltissimi casi sono abitati da persone che lavorano da molto nelle campagne e che non solo per proseguire l'attività dei propri genitori, ma perché ci credono e perché vorrebbero davvero cambiare passo con un'attività che da altre parti rappresenta già il futuro, da noi invece fatica e va sollevata un attimino con il giusto sostegno da parte delle istituzioni. Sappiamo bene che c'è in corso un processo di rinnovamento non solo dal punto di vista generazionale ma anche dal punto di vista dell'approccio a questo tipo di mestiere, quindi credo sia necessario e fondamentale guardare con attenzione alla capacità che avremo nei prossimi anni di formare nel giusto modo le nuove generazioni che andranno a lavorare nelle nostre campagne, pensando di mappare quasi le competenze degli attuali agricoltori, allevatori e rafforzandole in vista di quello che è un cambio non solo generazionale appunto, ma anche nell'approccio alle nuove tecnologie. Sappiamo bene che il problema della manodopera è presente, sarà sempre peggio, quindi sostituire anche le persone con le nuove tecnologie diventerà fondamentale. Per fare questo ci vuole la giusta formazione e il giusto sostegno alle nostre aziende agricole.